Amici bellini, Welcome. riconnettiamoci semplicemente con le ultime notizie di calciomercato, i rumori di calciomercato che prevedono anche Jack Grealish e dobbiamo parlarne, commentarla come cosa, visto che il Mondiale per Club lascia un po' a desiderare. Cominciamo. O meglio, lascia a desiderare la partita che ho visto io, che mi sono visto lo 0-0 tra l'Inter Miami e la Lali, mentre le altre partite sono state anche abbastanza divertenti. Comunque diamo il benvenuto a Salvatore Trotta, stiamo trottando a tutti gli effetti con i nuovi iscritti, grazie infinite, e lasciate un like per l'effetto De Bruyne. Un altro video su De Bruyne? Sì, nel senso no, però il Napoli ne ha fatto uno, insomma ha postato quello che è stato il DVD Day, il DVD Day, perché era semplicemente una raccolta di immagini dell'arrivo insomma a Napoli, delle visite mediche, e poi Mais parle aussi français. Ouais, c'est pas. Je me débrouille. Moi plus que rien. T'es débrouillé, tu te débrouilles. quel saluto prima della firma con De Laurentiis, col padre, insomma niente di che, stavo bello eccitato per nuovi contenuti, così non ci sono state cose pazzesche, semplicemente una conferma che è tutto vero, e questo ci lascia comunque emozionati. Cosa significa l'effetto De Bruyne? Significa che ti possono accostare qualunque calciatore e non puoi dire vabbè ma quando non si può dire più, non lo possiamo sapere più, perché evidentemente delle cose sono cambiate. Sarà l'effetto Conte che poi ti porta De Bruyne, che poi diventa l'effetto De Bruyne. Questa foto mi è uscito, questo reel scorrendo i vari mini social mi è uscito stamattina e è un po' è casuale, perché poi alle volte escono delle cose, l'algoritmo ti dà dei consigli, e questo è un gol che fa Kevin su assist di Holland, e arriva poi Grealish tutto sorridente a congratularsi. Allora giriamoci un attimo dall'altra parte, ci spostiamo perché c'è Lucca, ma Lucca è forse quello più in questo momento plausibile rispetto a quello che ci dicono, perché dobbiamo sempre stare a quello che ci dicono. Jack Grealish invece, guardate come bassa effettivamente la sua valutazione su Transfermarkt ad oggi, e questa è una cosa che purtroppo ci deve far ragionare. Io, quando è stato 6 giorni fa, l'11 giugno, quando Fabrizio Romano, mi capitò proprio live, Fabrizio Romano twittò che Grealish era stato lasciato fuori dalla lista per il Mondiale per Club, e si aspettano tutti, insomma, is expected, di lasciare il Manchester City questa estate. E io ritwitto scrivendo: chiederei a Kevin più che a Conte, nel senso che è chiaro che l'allenatore deve avere una sua idea dei giocatori, deve sapere dove mettere, se gli servono o no, però quando hai un De Bruyne in campo e ce l'hai nello spogliatoio, è una domanda a Kevin secondo me si può fare, nel senso: come lo hai visto negli ultimi tempi, tu che ci hai giocato per parecchi anni insieme, ti sembra uno che mentalizzato in un certo modo possa avere un impatto sulla Serie A? Io penso che questa premessa sia doverosa, conoscendo da lontano il personaggio Grealish, che è un personaggio un po' particolare. Quindi io chiederei a De Bruyne, chiederei a lui, e dice se Kevin si fida, se Kevin c'ha una buona sensazione. Io un tentativo per un recupero, ecco, una rivitalizzazione di un giocatore che è stato pagato 117 milioni di euro, mister 100 milioni di pound all'epoca dal City, che magari sì, qualche giocatore lo strapaga, però qualcosa la devi vedere, la devi intravedere in un giocatore del genere. E io sottovoce vi dico, mi esalta, già solo l'idea mi esalta, già il fatto che certi nomi vengano accostati al Napoli è una cosa completamente nuova, nel senso, nella plausibilità, e quindi mi esalta. Contemporaneamente forse la cosa che ha fatto parlare di più questa mattina è De Bruyne, che ha cambiato la sua bio su Instagram, no? Perché quella aveva scritto Napoli, come ha rimesso Manchester City. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, però mi sembra evidente che forse in un momento di grande esaltazione lo ha fatto, e forse gli hanno fatto totò sulle manine
perché a livello di contratti probabilmente tu fino al 1° luglio devi lasciare sui tuoi social, per una questione anche di proprio di contratti, devi lasciare che sei ancora del Manchester City, e poi dopo con calma, non vi preoccupate, già se ne è chiuso tutto uno scherzo. No, è tutto vero. Sottovoce lo dico perché non sia mai Dio, però io le volte che ho visto giocare Grealish mi ha dato la sensazione di un giocatore che sì, fa le sue cose, il classico, la classica, il trequartista che però viene spostato sull'esterno, che fa quelle cose sue di rientro, così, il stile sul secondo palo. Ascolta, non voglio sentire, ce ne sono parecchi così con le sue caratteristiche, se non ultimo Noah Lang, per capirci, e sono giocatori anche magari più futuribili, perché Grealish è arrivato a 29 anni e a settembre ne fa 30. Questo è un discorso che dobbiamo tenere presente. Diverso è tutto il concetto su Darwin Núñez, perché Darwin Núñez punta che però può essere anche adattabile sulla fascia in certe occasioni, e un'età completamente diversa. Quindi stiamo su un giocatore che, vedete la sua duttilità, è proprio quel classico tipo di giocatore là, lo conosciamo tutti, e che quest'anno ne ha giocate veramente poco, perché in totale, compreso tutto, l'FL Cup, la FA Cup, la Champions League, in totale 32, ma per un minutaggio molto basso. 1500 minuti sono proprio pochi, e pochissimi contributi al gol. Non era praticamente un titolarissimo del City. Vedete, in Premier League solo 721 minuti, 19 partite sulle 35 che ha giocato totali, 1700 sono pochi, quindi è una sorta di scommessa, anche se si chiama Jack Grealish, è una scommessa che devi prendere e devi vincere. Se vai a paragonare con De Bruyne, che si dice quello ha giocato poco eccetera eccetera, e ha giocato 3000 minuti comprese le nazionali, quindi stiamo parlando di due giocatori completamente diversi rispetto all'annata che hanno appena finito. Núñez invece ha un altro problema. Io voglio capire il gol, se ha effettivamente il senso del gol che aveva al Benfica oppure no. Abbiamo visto situazioni dove, per esempio, un Taremi che segnava a ogni piè sospinto prima di arrivare all'Inter, poi è sembrato un giocatore che veramente non la butta dentro nemmeno con le mani. Questo qua pure fu pagato una 70 di milioni, se non sbaglio, e adesso se ne è scesa un pochino, quindi la parabola discendente è sul valore di mercato, sul prezzo. Però qua stiamo parlando di uno che ha 25 anni, che ne fa 26, ne fa 26 tra qualche giorno, quindi nel pieno della sua possibile esplosione, assolutamente. E come minuti giocati, 1100, non tantissimi in Premier League, solo 5 gol, 2 assist, ma sono veramente pochi i minuti giocati totali. Se poi ci aggiungi qualche partita di Uruguay, qualche partita di Coppa, arriviamo a 2007, che è un poco meno, come vedete, di De Bruyne. Quindi un altro giocatore che va sicuramente messo al centro del progetto e su cui ci devi puntare forte. Quindi un Núñez vice Lukaku mi sembra un lusso che non saprei se è il caso di fare, perché poi comunque stiamo parlando di ingaggi altissimi, non scherziamo. Cioè, se noi ragioniamo solamente sui cartellini, il Napoli lo può fare, sposta di qua, se ha la questione Osimhen, poi ci fanno sapere che si siede di nuovo, si finisce prima le vacanze, poi va a ascoltare di nuovo, pare che gli vogliono offrire 50 milioni all'anno. Non so se è vero, non lo so se si farà, è una situazione che dobbiamo risolvere al più presto. Però il Napoli sui cartellini può spendere. Per quanto riguarda l'ingaggio è un altro paio di maniche, e quindi dobbiamo vedere veramente sotto qual è l'intenzione tattica di Conte, come vuole gestire l'equilibrio di questa squadra, soprattutto se perdi un giocatore come Anguissa, e dobbiamo capire come lo sostituisci, perché Musa, che non doveva nemmeno essere il nuovo Anguissa ma una riserva possibilmente di Anguissa, pare che se stanno tirando il prezzo il Napoli molla, e fa pure bene secondo me, perché ci sono altri profili. Però sentiamo di Frattesi, e Frattesi è un altro giocatore che sì, in fase di gol va benissimo, ma poi chi viene a fare tutta la legna? Dobbiamo perdere McTominay e chiedergli di fare anche tutto quel lavoro sporco. Lo farà sicuramente, ma dobbiamo trovarlo un equilibrio. Metti Núñez insieme a Lukaku? Molto interessante, onestamente.
però va capita. Viceversa, a dispetto del suo minutaggio, Lucca, che invece è nel picco del suo valore, in questo caso 22 milioni, ma parlano di 30 milioni che secondo me sono un po' troppi. Però questa è la situazione attuale. Rispetto ai minuti, 2300, 12 gol li fa, un assist. Ricordiamo anche quel momento dove lui si prende quel rigore che mette sotto la traversa, ma litiga col capitano, litiga un po' con tutta la squadra. Un momento che a me non è piaciuto tantissimo come uomo squadra, che sottolinea all'epoca, lo abbiamo detto, anche una notevole personalità, perché comunque tu ti sei preso il pallone, non ti sei fatto prendere dall'emozione, l'hai comunque segnato, e questo sì, ma io immagino che se ti metti poi in una squadra dove ci sono i Lukaku, dove ci sono i De Bruyne, dove ci sono gente di un certo livello e dove c'è un Conte in panchina, non alzi la cresta e fai una cosa del genere, non ci posso proprio pensare. Quindi sotto questo punto di vista, se sostituisci Simeone con Lucca e un po' di soldi ti entrano da Simeone, un po' di soldi ti escono con Lucca, Conte ci lavora e arriva Lucca a fare il vice Lukaku, impara a fare tutte le cose che Lukaku in questo momento fa e ti dà, specialista sotto il punto di vista del colpo di testa, secondo me è un'idea plausibile, è un'idea fattibile. Le altre idee, quelle di Grealish, insomma, mi sembra il meno possibile in questo momento. Quella di Darwin Núñez resta affascinante, l'uruguaiano, il nuovo Cavani, ti resta più affascinante. Su Grealish io vi dirò che a quel punto Lookman, cioè capiamoci, perché poi il video su Lookman l'abbiamo fatto, dove abbiamo parlato dei pro e dei contro, la Coppa d'Africa, tutto a posto, però già sai che Lookman c'ha una serie di bonus che si porta dietro, che già in Serie A ha dimostrato di farlo, che a quel punto Lookman Lookman invece di Grealish, Lucca. Capiamoci, Núñez lo lascio come possibilità bella, cioè comunque fantasiosa, forse vediamo se è fattibile. Tra le due scommesse, pensiamo, stiamo chiamando Grealish e Núñez scommesse, mi prendo Núñez che fa pochi gol, lo mentalizziamo e ti fa un sacco di gol, o a meno che lo puoi spostare anche sulla fascia se poi vuoi decidere di passare a un modulo che prevede anche un esterno sinistro, perché questo ancora non è chiaro, non l'abbiamo capito e lo capiremo, e aggiorneremo anche il nostro file con queste cose, perché a quanto pare su Musa dobbiamo riconsiderare. Capiamo Núñez, capiamo anche le uscite, perché si parla pochissimo delle uscite. Lo stesso Beuke, ma io non lo so se alla fine, perché poi sto sentendo che il Bologna forse cede Lukumi, riesce a cedere entrambi i centrali, vorranno tanti soldi e quindi bisognerà ragionare su queste cose e poi sulle uscite a centrocampo, perché è lì che poi devi trovare l'equilibrio per permettere a De Bruyne di essere quel giocatore che deve essere, che ci esalterà in quanto lo paghiamo al fantacalcio noi. Insomma, vi lascio a una partita che onestamente, distrattamente, secondo me è anche sfiziosa da vedere, il Chelsea con il Los Angeles. Io credo che squadre che non hanno fatto bene nel loro campionato, io pensavo che il Paris Saint-Germain si potesse rilassare, non si è rilassato, abbiamo visto 4-0 con l'Atletico Madrid, mica è poco, hanno fatto di nuovo la touche, cioè il battere il calcio d'inizio in fallo laterale per pressarti alto. Kvara ha fatto 2 assist, vabbè. E se avete deciso di essere i più forti al mondo su tutti i campi, fatecelo sapere e noi apprezziamo. Fabian Ruiz su assist di Kvara che segna da furia. Troppo forti. Idem non mi aspettavo, insomma, che il Bayern di Monaco mettesse i titolari contro la squadra dell'Auckland, gli australiani che poi hanno un lavoro, fanno i calciatori part time. Onestamente non mi aspettavo tutto questo. Mentre il Porto ha comunque pareggiato 0-0. Io credo che il Chelsea contro il Los Angeles si possa divertire. E poi abbiamo un Boca Juniors Benfica mica male, una curiosità anche magari di vedere
se c'è il Florentino Luis, e poi di notte onestamente dormite, c'è il Flamengo contro la squadra di Tunisi, forse non è il caso, magari ne parliamo domani con calma. Io uno sguardo ce lo do e tengo uno sguardo anche al prezzo dei biglietti, perché se trovo un'occasione, ci sono delle partite qui nel New Jersey che magari potrei andare a vedere per sfizio, anche la finale, e dovrebbe essere nel New Jersey, però per la finale ci sono ancora dei prezzi $9.000, $8.000 per i biglietti della finale, non mi sembra il caso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, con i vostri like potrei andare anche a vedermi queste partite, in attesa di nuove novità per quanto riguarda la maglia, perché siamo sempre gli ultimi a presentarla e l'hype sale, la curiosità sale, sarà bellissima.